Casi di Omicron in Veneto, la variante sequenziata sui tamponi di due coniugi residenti a Mira rientrati dal Sudafrica, subito sottoposti a quarantena, scatta il tracciamento per i viaggiatori che hanno condiviso il volo con loro. Aperte dal pomeriggio le prenotazioni per le vaccinazioni della fascia 5-11 anni in Veneto, intanto il presidente Zaia parla di un Natale e Capodanno in giallo. Ricoverato per il Covid a Treviso l'ex campione olimpico e mondiale di box Maurizio Stecca. L'annuncio dello stesso pugile in un post dal letto d'ospedale: inizia per me il match più difficile. Era sopravvissuta a un altro grave incidente. La 29enne di Feltre è morta ieri assieme all'amico 34enne di Trento nel tragico sinistro di Cornuda, comunità sotto shock. Dal violento pestaggio di un pizzaiolo per futili motivi all'aggressione di alcuni stranieri a una ragazza, un weekend di paura a Vicenza, il racconto della giovane: ho ancora i brividi, temo di vedermeli sotto casa di nuovo. Mobilitazione in tutta la città metropolitana di Venezia per il caso della Speedline, oltre 600 lavoratori a rischio per la delocalizzazione annunciata, domenica manifestazione a Santa Maria di Sala. Al via da oggi a Chioggia gli Stati Generali della Pesca, il primo di una serie di appuntamenti per discutere del futuro di un settore che coinvolge 4.000 imprese e rischia la sua sopravvivenza. La classifica della qualità della vita nelle province italiane stilata e pubblicata dal Sole 24 Ore, Trieste in prima posizione alla nona, prima tra le Venete e Verona, ma la sorpresa è Treviso, decima grazie alle politiche per la parità di genere. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione del Veneto. Avete sentito tante notizie in questa edizione dei nostri telegiornali, ma partiamo da quello che è il tema del sondaggio che vi proponiamo questa sera, la partita del Quirinale che si fa sempre più accesa sui nomi per il Colle. Tra questi da tempo c'è anche quello del Premier Mario Draghi, anche se il diretto interessato non ha ancora deciso se avvallare o meno questa candidatura che aprirebbe nuovi scenari sul governo. E allora questa sera vi chiediamo: Quirinale, Draghi Presidente della Repubblica? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no invece 0422 1626 690. Naturalmente l'esito del sondaggio più tardi nel corso della programmazione di Antenna 3. Ora andiamo alle notizie. Ai primi due casi di variante Omicron riscontrati nel veneziano sono marito e moglie residenti a Mira, da pochi giorni erano rientrati dal Sudafrica. Eccola la variante Omicron del Covid. È stata sequenziata nel laboratorio di citogenetica dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. La variante è stata contratta da due coniugi residenti a Mira, rientrati da pochi giorni dal Sudafrica. Sono i primi due casi in provincia di Venezia. Prima ancora che fosse accertata la loro positività al Covid, i due coniugi erano già stati sottoposti a quarantena come previsto per chi rientra dal Sudafrica e in Italia non hanno quindi avuto alcun contatto con altre persone. Ora si trovano in isolamento in casa. Al momento solo uno dei due è sintomatico. L'Ustra Serenissima ha informato dei due casi l'USMAF, Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, per procedere al tracciamento dei viaggiatori che per 11 ore hanno condiviso il volo con i due miresi. Il primo caso di variante Omicron in Veneto è stato sequenziato il 3 dicembre in un 49enne vicentino tornato anche lui dal Sudafrica e poi nella figlia di 8 anni. Pochi giorni dopo la variante è stata individuata a Padova in una donna di 77 anni che non era stata in paesi a rischio. Forse in questo caso la variante è stata contratta in viaggi in mezzi pubblici lungo la tratta Padova-Venezia, inclusa l'area dell'aeroporto Marco Polo. A Venezia, peraltro, diversi casi di positività non legata ad Omicron si sono registrati nell'ultima settimana tra le guardie carcerarie di Santa Maria Maggiore. In Italia i casi di variante Omicron sono una trentina, in Europa quasi 1700. In alcuni paesi come l'Inghilterra, Omicron si sta diffondendo a ritmi definiti fenomenali. A Londra rappresenta il 40% di tutte le infezioni. Aperte intanto le prenotazioni per le vaccinazioni rivolte ai più piccoli, anche in Veneto dunque. Intanto il presidente Zaia parla di un Natale e Capodanno in giallo, governatore che interviene anche sulle minacce delle ultime ore al Premier Draghi. Sarà la possibilità di prenotarsi sul sito della Regione dalle 14 di oggi. Confermato dunque l'avvio già dal pomeriggio delle prenotazioni per i vaccini rivolti ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, appuntamento che potrà essere fissato solo al compimento del 5° anno del proprio figlio. Previste corsie preferenziali con orari dedicati per evitare lunghe attese ai più piccoli, due le modalità che ogni ULSS potrà in piena libertà adottare o negli ambulatori dei pediatri o negli hub vaccinali. Anche la prenotazione avverrà o direttamente contattando il medico o nel portale della Regione.
Abbiamo 2 arrivi. Il primo arrivano 186.000 dosi il 15 e altre 60.000 dosi il 5 di gennaio. Se quella delle vaccinazioni è un'ulteriore arma nella lotta al virus, si apre una nuova frontiera anche per le cure ai pazienti Covid. Stanno arrivando, sembra per gennaio, i famosi antivirali dedicati al Covid. Per quanto riguarda il quadro epidemiologico del Veneto, che registra oggi un'incidenza del 5,50%, preoccupa la pressione ospedaliera, con un tasso di occupazione delle terapie intensive ormai prossimo al 13% e dell'area medica al 13,7%, ovvero manca un 1,3% per raggiungere la soglia del 15%, che fa scattare automaticamente il passaggio di zona. Penso che il bollettino di venerdì si possa riservare, salvo resti dell'infezione con dimissioni ciclopiche, purtroppo ci riserverà la classificazione del lunedì prossimo di zona gialla. Natale in giallo, questo sì, sarà giallo anche Capodanno. Oggi non abbiamo proiezioni di rossa. In tutto questo sale sempre più la tensione. Notizia delle ultime ore, le nuove minacce apparse su una chat Telegram nei confronti di ministri e del premier Draghi, con tanto di pubblicazione dell'indirizzo di casa. Considero tutto questo molto grave. Credo che la magistratura dovrebbe valutare con serietà le parole di Zaia. Io penso tra i tanti di aver avuto il trattamento peggiore, no? Perché per me hanno fatto anche un video. Nel mio caso il magistrato a Venezia ha deciso che non è un reato. Per cui non so se poi, se siamo tutti nello stesso paese, immagino che a livello nazionale tutti decideranno che non è un reato. Se a voi sembra normale che fare un video per andare a casa di uno non sia da prendere in seria considerazione, ne prendo atto. Il problema è che l'omologazione che purtroppo a volte con queste archiviazioni c'è, o la sottovalutazione peggio ancora, dà alla stura una legittimazione a 360 gradi. L'ex campione olimpico e mondiale di box Maurizio Stecca è ricoverato all'ospedale Cafoncello di Treviso a causa del Covid. Riminese, 58 anni, da tempo residente a Casale sul Sile, è stato proprio lui a dare notizia del suo ricovero in un post condiviso dal letto d'ospedale. Aiutato con l'ossigeno nella respirazione, Stecca ha rassicurato amici e fan sulle sue condizioni di salute. Ho cominciato il match più difficile della mia vita contro il mio avversario chiamato Covid, ha scritto Stecca, anche dopo aver fatto la seconda dose ed ero pronto per la terza. Lo so, non lo so quante riprese ci saranno da fare, sicuramente tante. Io, abituato a tantissime battaglie sempre vinte, sicuramente non indietreggerò mai a questo maledetto avversario, conclude il pugile. Cambiamo tema, è un weekend segnato dalla violenza, quello trascorso a Vicenza. In centro storico un pizzaiolo è stato picchiato e una ragazza aggredita mentre tornava a casa. Mi ha strattonato facendomi gettare la borsa per terra e in quel momento ho urlato fortissimo. Un maledetto weekend di paura, risse, violenza, rapine. Vicenza, città di provincia, mostra un volto spaventoso. Il buio scende in fretta e nei vicoli si annidano balordi, mentre nelle piazze la movida si scatena tra droga e alcol. E quando la mezzanotte cade per strada, c'è chi viene braccato da sagome minacciose, feroci, sfacciate, arroganti, strafottenti, sfidano le regole, disprezzano le leggi, si accaniscono sulle prede più deboli, anziani, donne, giovani che camminano da soli, che possono essere accerchiati, pestati, rapinati. Nel weekend un pizzaiolo, finito il turno, viene inseguito, cerca riparo in un locale, in piazzetta San Paolo, ma viene letteralmente trascinato fuori e pestato senza pietà. Nelle stesse ore in Viale Retegno una ragazza viene bloccata mentre torna a casa da 3 balordi. Uno di loro la assale violentemente. Lei ripercorre quegli attimi terribili tra le lacrime. Mi ha preso per il braccio, provando a togliermi la borsa. Io ho posto resistenza per pochi secondi. E allora lui mi ha strattonato facendomi gettare la borsa per terra e in quel momento ho urlato fortissimo. Ho continuato a urlare finché non sono riuscita a dargli un colpo e scappare in mezzo alla strada
sperando che qualcuno passasse. Sì, dopo, quando sono arrivata nell'ambulanza, hanno guardato il mio cappotto e c'era un buco, come se un oggetto appuntito avesse avesse pugnalato, e ho guardato la mia schiena e c'era un livido. Adesso è caccia ai 3 rapinatori stranieri e le forze dell'ordine stanno cercando anche gli aggressori del pizzaiolo, ma questi personaggi vigliacchi e sfrontati che terrorizzano i cittadini di sera sono gli stessi che girano per il centro storico e per Campo Marzo anche durante il giorno. Sono le stesse persone che girano in Campo Marzo e per altri motivi non sono invisibili, sono persone che possono essere facilmente riconosciute e che purtroppo ho anche paura di rincontrare. Questa è la situazione a Vicenza, ora torniamo sul terribile incidente che si è verificato invece ieri a Cornuda nel Trevigiano, un inferno di lamiere, sulla strada i segni dell'ennesima tragedia, 2 morti e 3 feriti. Deborah, una delle 2 vittime, era scampata a un altro grave sinistro. Una scena agghiacciante, quella che si sono trovati di fronte i soccorritori, i 2 corpi esanimi intrappolati in una delle auto, all'interno il silenzio, a poca distanza l'altra vettura da dove provenivano i lamenti dei feriti. Le 2 vittime sono Deborah Colle, morta sul colpo, la giovane era già scampata ad un altro grave incidente, un destino maledetto che ieri non le ha lasciato scampo. Era nata e cresciuta a Santa Giustina nel Bellunese, dove viveva con la mamma e il papà Ezio, conosciutissimo nel mondo del calcio, essendo stato arbitro del CSI. Aveva lavorato come commessa e stava cercando un impiego. Una famiglia che è veramente chiusa nel dolore. Come amministrazione, come comunità di Santa Giustina ci stringiamo attorno alla famiglia, ai familiari in questo momento difficile. L'amico che guidava l'auto, Adriano Corona, 34 anni compiuto lo scorso maggio, amava la montagna, la natura ed il suo lavoro di pizzaiolo che lo portava a trascorrere lunghi periodi nel Primiero, ma anche spostarsi per l'Italia per fare la stagione. Un frontale che ha sconvolto più comunità. È accaduto ieri nel tardo pomeriggio, a terra, i segni dell'ennesima tragedia della strada. Da una prima ricostruzione sembra che la Skoda Ottavia, che viaggiava sulla Feltrina in direzione Montebelluna, all'improvviso abbia sbandato finendo nell'altra corsia proprio mentre sopraggiungeva la Nissan Qashqai. Al vaglio dei carabinieri il motivo che ha portato l'automobilista ad invadere la corsia opposta. Un impatto violentissimo, un boato, poi un silenzio surreale. Immediatamente si sono fermate alcune auto di passaggio ed è scattato l'allarme. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, diverse ambulanze ed i vigili del fuoco che hanno liberato gli occupanti delle 2 macchine bloccati tra le lamiere. I 3 feriti della Nissan, tutti stranieri, sono stati portati via in diversi ospedali. Il più grave è stato trasportato all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni sono stabili. Sulla strada le 2 auto, la parte anteriore completamente distrutta. Tutte e 2, dopo l'impatto, sono finite contro il guardrail. Lungo la Feltrina, in quel punto esatto, gli automobilisti passano, rallentano i segni della tragedia ed il dolore di altre 2 vite spezzate. Lasciamo la cronaca, veniamo all'economia e a delle realtà economiche in difficoltà. Si è svolto questa mattina nella sede della città metropolitana, siamo a Venezia, un incontro insieme ai parlamentari veneti per trovare una soluzione sulla vertenza Speedline. Convocato per il 21 dicembre un tavolo al Mise per cercare una soluzione per la Speedline. A 7 giorni dall'ufficialità di chiudere lo stabilimento entro un anno e portare tutto in Polonia, si è svolto nella sede della città metropolitana l'incontro tra i parlamentari veneti, i sindaci Brugnaro e Fragomeni, i sindacati e Confindustria. È un'avvertenza importante, ma è importante che la affrontiamo tutti insieme perché rappresenta un'azienda che ha un viatico territoriale, nel senso che è tra i territori di Venezia ma coinvolge anche l'Alta Padovana e Treviso. Questo è fondamentale affrontarla insieme, non solo perché è un'avvertenza difficile come altre, ma perché
coinvolge più territori nella regione Veneto. Adesso vedremo se riusciamo ad attivarci subito con un tavolo ministeriale, immaginiamo che la cosa venga fatta al più presto prima di Natale. Domenica 19 dicembre alle 11 a Villa Farsetti di Santa Maria di Sala si svolgerà una manifestazione con la speranza di coinvolgere i parlamentari e riuscire a portare sul tavolo nazionale la questione Speedline, azienda leader nella produzione di cerchioni per auto di lusso che vede 605 posti di lavoro a rischio. In questo momento l'attenzione del Parlamento c'è non solo la legge finanziaria, perché poi qui bisognerebbe capire la proprietà, che tipo di criticità rileva nel mantenere questo stabilimento qua e quindi capire se all'interno di quel provvedimento si può fare qualcosa. Ma al tavolo hanno il provvedimento sulle delocalizzazioni, per i quali io credo che si potrebbero declinarli non in termini punitivi per le imprese, ma in termini positivi per mantenere le nostre eccellenze italiane qui sul nostro territorio. I sindaci della città metropolitana, della provincia di Padova e anche di quella di Treviso stanno facendo squadra. Tutti i sindaci in Villa Farsetti con la fascia, tutti in nome e per conto di un'azienda che potrebbe essere la vostra azienda, l'azienda di tutti. Speedline è un caso, non dovrebbe mai più succedere una cosa del genere e tutti insieme dobbiamo darci una mano. Ora ci fermiamo per un piccolo break, poi torneremo per parlare di pesca. Eccoci di nuovo in diretta, edizione regionale dei nostri telegiornali, partiti a Chioggia gli stati generali della pesca veneta e si discute sul futuro di questo settore. È un comparto che sta soffrendo da molto tempo, sta soffrendo per delle politiche miopi, soprattutto da parte delle istituzioni europee che impongono una riduzione dello sforzo di pesca, delle giornate di pesca e che non capiscono invece come i pescatori non sono una minaccia per il nostro mare, per la nostra risorsa ittica, ma sono i primi custodi del mare. Salviamo la pesca è lo slogan che accompagna l'apertura degli stati generali del settore all'Auditorium San Nicolò di Chioggia, prima tappa di un percorso diffuso che si svilupperà tra maggio e giugno in varie località della costa veneta. Nel Veneto rappresentiamo il 17% del PIL in termini di pesca a livello nazionale, oltre 1 miliardo e 300 milioni di fatturato, oltre 15.000 addetti e oltre 4.000 imprese. Se guardo solo il distretto ittico di Rovigo Chioggia che io presiedo, ci sono 850 milioni di fatturato espresso, 8.000 addetti e 3.000 imprese. Nonostante questi numeri, la pesca sta vivendo una fase talmente difficile da metterne a rischio la sopravvivenza stessa. Tra i vari problemi, le imprese faticano a reggere davanti a quella che viene definita un'importazione selvaggia, spesso spacciata per prodotto nostrano, e davanti alla concorrenza di paesi rivieraschi dove vigono normative meno stringenti. Le normative comunitarie non tengono conto per esempio, i fondali che ci sono qui, che sono inferiori rispetto naturalmente a quelle del Mare del Nord, e le giornate di pesca, la tipologia di prodotto, quindi di pesce, tutte cose che devono essere valutate in modo specifico dalle normative. Con la nuova normativa europea entro il 2025 porterà a 1 giorno e mezzo, 2 giorni a settimana le imbarcazioni il permesso per poter andare in mare. Secondo voi un'imbarcazione con 6, 7, 10 persone a bordo, con il loro contratto sindacale, il minimo garantito, può lavorare 1 giorno e mezzo a settimana? L'appello alle istituzioni è per misure di sostenibilità sociale e ambientale che assicurino un futuro al comparto. Ci sono delle novità importanti e le abbiamo tenuto lottando, quindi come ad esempio l'aumento del fermo temporaneo di pesca da 6 a 12 mesi, agevolazioni per i giovani per gli acquisti delle imbarcazioni a fondo perduto, agevolazione d'accesso al credito e alle assicurazioni, per cui ce ne sono parecchie novità e qualcosa si riesce ad ottenere. Veniamo alla classifica della qualità della vita nelle province italiane pubblicata dal Sole 24 Ore. Trieste in prima posizione, alla 9ª prima tra le venete c'è Verona, ma la sorpresa è Treviso. 7 province tra le prime 10 si collocano a nord-est e la new entry è proprio Treviso, 10ª grazie a un balzo in avanti di 19 posizioni che deve all'emancipazione delle donne e alle politiche per ridurre la disparità di genere. La classifica della qualità della vita stilata dal quotidiano Il Sole 24 Ore premia la marca grazie ai nuovi parametri introdotti tra i 90 indicatori presi in considerazione. Prima in Italia dunque Treviso per qualità della vita delle donne. Questa
è una grande soddisfazione, che paga lavori partiti da lontano. Io penso che tutto trovi lo start-up, la partenza, da quando gli enti pubblici sono chiamati a stilare i piani di azioni positivi per la questione di pari opportunità. Quando arrivano a questi risultati significa che la strada intrapresa è quella giusta, sulla quale comunque c'è ancora molto da fare. Politiche delle grandi e piccole cose, quelle che le amministrazioni stanno mettendo in campo in questo senso. Oggi c'è il tema del rispetto della donna, per esempio, e il tema dei femminicidi. Ci sono tanti temi da affrontare, i temi dei padri separati che non hanno magari diritto a vedere i propri figli nel momento in cui le famiglie si rompono. Ce ne sono questioni di genere sia da una parte che dall'altra. Nel confronto e nel dialogo si trovano le occasioni migliori e le soluzioni migliori per appianare questa che non dovrebbe essere una questione in una società civile. Treviso 11ª per qualità della vita dei bambini, di contro solo 105ª, ed è questo il dato più negativo, per presenza di librerie. Rimane positivo l'indice della criminalità, con la marca quartultima in Italia per numero di denunce ogni 100.000 abitanti. Province che devono tornare a essere dei punti di riferimento anche istituzionali, conclude Marcon, a pochi giorni dal rinnovo di Presidente e Consiglio. Bisogna tornare a dare la possibilità ai cittadini di esprimersi. Anche questo è un criterio democratico che potrebbe consentirci di fare ancora qualche passo in avanti quando parliamo di qualità della vita. Ora a Bassano, vigili del fuoco al lavoro al Tempio Ossario, qualche tegola fuori posto sul tetto, occorre con urgenza manutenzione. Il Tempio Ossario lancia l'ennesimo grido d'allarme e d'aiuto. Ormai da anni in attesa di risposte sulla sua manutenzione, sul restauro, insomma in attesa di certezze sul futuro, ritornano invece i problemi del passato. Già qualche anno fa la nostra emittente aveva segnalato infiltrazioni e altri problemi. Queste sono le immagini di quel periodo. Ora il tema torna purtroppo di attualità. Oggi è arrivata dai cittadini una segnalazione ai vigili del fuoco. Vedono sul tetto alcune tegole fuori posto, temono che possano cadere a terra e chiamano i pompieri, i quali intervengono immediatamente in forze e notano che sul lato posteriore dell'edificio, che si affaccia sul campetto sportivo parrocchiale, qualcosa non va. Nessun pericolo grave, va detto, ma la situazione non è da sottovalutare. I pompieri transennano l'area per impedirne l'accesso, avvisano il comune e con l'autogru ispezionano il resto del tetto, verificando che qualche altra tegola è fuori posto. Il protocollo prevede che ora i vigili del fuoco facciano la segnalazione al comune, che chiederà ai proprietari di prendere provvedimenti. E noi chiediamo non solo che il Tempio Ossario rimanga sempre aperto, simbolo per giovani e meno giovani, ma che finalmente si investa nella manutenzione di questo simbolo prima che sia troppo tardi. Vi ricordo questa sera alle 21:15 l'appuntamento con Ring, la nostra prima serata dedicata all'attualità politica. Ospiti Giacomo Possamai del Partito Democratico, Alberto Villanova della Lega, Giuseppe Montuori di Fratelli d'Italia, Nicola Talmi della CGIL e Mauro Migliorini, sindaco di Asolo. Appuntamento dunque con Ring questa sera dalle 21:15. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Casa Cason, profumi e sapori in una fetta di Veneto. Bentrovati al meteo. L'anticiclone delle Azzorre si rafforza su tutto il nostro territorio. Avremo una lunga fase di stabilità, ma con nebbie e smog. Vediamo il dettaglio di martedì 14 dicembre. Sul Veneto ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese piogge degne di nota. Inoltre, per effetto della stabilità atmosferica potranno formarsi delle foschie al mattino e dopo il tramonto. Queste condizioni daranno luogo anche ad un rapido peggioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane. Temperature stazionarie, rischio di gelate notturne, minime tra -4 e 1 grado. Il clima diurno sarà più mite con massime tra i 7 e i 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, prevale anche qui il sole con cielo limpido con poche nubi sparse e non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 6 e 0 gradi, massime sui 7-12 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo bel tempo ovunque, sarà soleggiato con qualche addensamento, ma insomma nulla di particolare da segnalare. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 10-11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Casa Cason, l'arte di fare i salumi, viene da molte fette fa.